Amici bellini, sono un po' abbronzato. C'è il Capocchia, il capo... Ah, perbacco, lei è il Capoccia. Che film è? Ditemelo subito, è facile, Totò. Dobbiamo parlare di questa vittoria. Penso che questo video si può possono uscire 4-5 video. Dobbiamo recuperare la live, un video solo per i meme, un video solo per le parole di Spalletti, un video di analisi tattica. E questo qua, cominciamolo. Amici bellini, io ci provo, i rumori incredibili, e no, non posso gridare, ma vediamo se addirittura se nell'aereo. Il Napoli, iscrivetevi al canale, subito, immediatamente iscrivetevi al canale, lasciate il like degli aeroporti, i like degli aeroporti. Non si vede niente perché c'è maretta, ma dobbiamo fare, allora vi sarete resi conto, Nunzio Christian Michalizzi, ma per carità, benvenuto sul canale, iscrivetevi al canale, come vi ha detto il mio alter ego dall'aeroplano, perché eravamo in volo e siamo riusciti. Questo, io ho scritto la partita sul la cosa dove che meraviglia. Io, calma, con un Ambrabama tattico andiamo subito a vedere com'era schierata. Ci sono altre sostituzioni che mi devo segnare, perché entra Elmas ovviamente al 45esimo, ma non basta, perché poi entreranno anche altri. Allora, ho preso degli screenshot, dobbiamo fare le pagine, è complicata, però penso che stiamo godendo, quindi tranquillamente ne parliamo. Vi iscrivete al canale, lasciate i like, raggiungiamo i record di like. Il finale Saveria Sola ancora non l'ho registrato, non è fisicamente possibile, è notte a New York, ma vediamo qualche screenshot, perché le pagelle sono importanti ma lasciano il tempo che troppo. Quello 10 a Meret, ma poi andiamo, è uno spoiler. Primo screenshot, dovete vedere Lobotka dove sta, perché Lobotka qui prende una palla di nessuno. C'è un rinvio, il primo colpo di testa lo fa McKennie, un rinvio di Szczesny, il primo colpo di testa lo fa McKennie, il secondo colpo di testa lo fa Lobotka, anticipando credo o Di Maria o Milik. Dopodiché questa palla viene contesa da Rabiot Locatelli lì con Anghissà e diventa palla di nessuno. Lobotka, lo vedete quello scatto fulmineo, si impossessa del pallone, supera in slancio un paio di avversari e poi la lascia a Kvara. Questi sono momenti chiave, perché poi è facilissimo vedere il momento del gol, ma tu devi vedere il prima, devi vedere il quando. Kvara fa il suo solito movimento a rientrare e la cede a Zielinski, e qua dovete già vedere anche gli errori della Juventus, che sono timorosi, che sono tutti quanti dietro alla palla e lasciano quindi quanto spazio a Zielinski e quanto spazio a Di Lorenzo, perché è lì che poi si svilupperà. Se Kostic si abbassa così tanto su Politano e loro vogliono fare la densità, le gabbie e tutto, che non funziona, Zielinski poi la darà a Di Lorenzo, che la darà a Politano, che I can't stress this enough, vedete Di Lorenzo che la dà a Politano, che fa il movimento ottimo. Non posso, si dice in inglese, I can't stress this enough, non posso stressarlo abbastanza, cioè non riesco, devo sottolinearlo il più possibile. Il cross di destro, quando Politano fa il cross di destro succedono cose bellissime, e quindi succede questo, che Kvara capisce che deve riempire l'aria perché Osi è troppo solo, si accentra, Chiesa si schiaccia troppo, là in mezzo Kvara riesce in semi rovesciata a colpire il pallone benissimo, costringendo a un miracolo Szczesny, ma poi Osi è freddo, è pronto, sta lì. Altri screenshot che vi devo far vedere, assolutamente. Questo è quello che porterà poi al gol di Kvara, e questo lancio che oramai è un classico, il lancio alla cieca di Politano, che viene incontro e col sinistro lancia Osimhen, perché anche se non sai dov'è, Osi ci arriva con la corsa, e se non ci arriva con la corsa crea quel famoso panico e scompiglio che in questo caso porterà a un errore. Bremer, ricordate Bremer? Non ha fatto toccare palla a Osi. Vi ricordate Osi? Non segna alle grandi. Quest'anno
ci sta facendo vedere un po' di cosucce, quindi lì poi Osi sarà bravo a recuperare il pallone, a vedere Kvara che si fa vedere. Kvara non la tira nemmeno benissimo, se vogliamo, però prende proprio in controtempo Szczęsny, e quindi così qua la sagra dei rimpalloni con Di Maria che scambia prima con, credo fosse Locatelli, poi dopo un mezzo contrasto con Lobotka, Zielinski lì non riesce a metterci una pezza, la palla finisce tra le gambe di Kim. La scambia Milik, che si porta a casa anche un assist, e Di Maria la mette lì dove Meret non può arrivare, e qui si rischia il drammone sia ad alta quota, io in aereo che non so come reagire, sia per il Napoli, perché se non fosse successo poi questa parata di Meret, ragazzi, io non lo so, perché Rrahmani non stava avendo una gran partita, qualche sbavatura la stava facendo, e qua si rischiava il drammone assoluto, che su cross di Chiesa la deviazione di Rrahmani era un autogol clamoroso. Meret non ci sta, fa un riflesso da gatto e poi dopo la va anche a bloccare dopo, cioè si rialza e evita pure il calcio d'angolo, una roba straordinaria. Questo è il miracolo di Meret che ci ha abituato a questi miracoli. Meret lo possiamo criticare per altre cose, ma tra i pali i riflessi che ha sono unici al mondo. Grande parata di Meret che porta poi alla tranquillità di Rrahmani, che arriverà a segnare il 3-1 su corner di Kvara. Qui vediamo, sembra da fotogramma che Anghissà la tocca, ma secondo me non arriva nemmeno a toccare. Me lo potete dire voi nei commenti, perché altrimenti sarebbe assist di Anghissà, che prova a girarla in porta con il tacco volante, ma la palla sfila e Rrahmani fa un gol da centravanti al volo, sul palo lungo di destro, bellissimo, fulminante, e Szczęsny non si può nemmeno buttare. Quindi non sappiamo se è un altro assist di Kvara oppure se è assist di Anghissà, che per me non ha fatto una gran partita, ma c'è tutto scritto qui, perché adesso lo riviviamo assolutamente. Gli screenshot sono più importanti perché tutti possono vedere il gol, ma tu devi vedere quello che succede prima, e qui dobbiamo dare a Mario Rui il gol di Osimhen, perché Kvara si invola, parte da dietro al centrocampo, punta a Bremer, lo supera, Bremer riesce a metterci una pezza e Kvara si ferma, e infatti se io mi sposto un po' di qua si vede Kvara lì che si ferma ed è pronto anche a coprire molto bene quell'eventuale buco che Mario Rui però coraggiosissimo lascia per andare in pressing su Bremer, che va a recuperare il pallone per evitare il calcio d'angolo, lo ributta in avanti, ma Mario Rui va in contrasto, tocca il pallone che non finisce fuori, ritorna proprio nella mattonella di Kvara. Osi gli indica dove metterla, Kvara la mette, Osi salta tra Alexandro e Kostic e fa un gol, uno dei suoi, a incrociare di testa, ed è l'apoteosi assoluta. Ma questo è solo il 4-1, perché nel frattempo Elmas a destra, ma io non lo do a Elmas nemmeno, voglio capire che ci fa Di Lorenzo là, che fa anche il mediano. In questo caso Di Lorenzo fa il trequartista, riceve palla da Olivera, Di Lorenzo lì, polmoni infiniti, alzerà la testa e devo alzare, lui alza la testa, io devo alzare un pochino la cosa, perché vedete quella testolina lì, Elmas che metterà a sedere con una finta a rientrare il malcapitato Kostic, credo fosse ancora Kostic, che poverino costretto a fare il terzino da Allegri, e poi di sinistro mi pare una deviazione di Alexandro, 5-1, una roba straordinaria. Quindi per questo Meret va scritto in maiuscolo, e io vi posso fare anche i voti. Per arrivare ai voti dobbiamo rivivere velocemente la partita, non so le statistiche, ma usciranno, ci sarà modo. Dobbiamo vincere la Coppa Italia, non mi interessa nulla. Voi credevate ci riposiamo in Coppa Italia? No, dobbiamo quest'anno si deve dimostrare superiorità assoluta, lo si è fatto e si deve fare fino in fondo. Non dico vincere la Champions League, però andare avanti con l'Eintracht e vincere la Coppa Italia. Il Milan è uscito, non va bene, si dimostra il periglio. Bremer con la mano, Politano, cominciano subito le bestemmie, poi c'è il gol di Osi e poi c'è il gol di Osi, strappo di Lobo al 17esimo, là già si vedeva che Lobotka stava benissimo. Di Maria prende la traversa su una follia di Rrahmani, Milik di testa facile per Meret,
Poi mi sono scritto Zielinski fa un paio di falli ed è buono. Quando Zielinski fa un paio di falli ed è buono, vuol dire che è dentro la partita. Lopo bene, Anghissà no. Anghissà ancora non mi è piaciuto, anzi un po' in discesa rispetto alla prestazione in crescendo contro la Sampdoria. Bremer di testa alto, Meret a vuoto in questo caso. Bravo Rui, bravo Kim, mi sono scritto. Kvara gol, Osi, Poli, e poi si sente Chiesa che non capisce che il modulo stanno 4-4-3, gli dice Locatelli, anche perché poi Chiesa finirà a sinistra e quindi la Juve diventerà un po' più offensiva, ma poi si aprono. Di Maria il gol, vabbè, gli impalloni, Milik eccetera eccetera. Kvara preso a calci, viene ammonito Spalletti, poi credo che in quel caso venga ammonito anche Danilo, ma me lo dovete dire voi nei commenti. Anghissà male, perde altri palloni e c'è il miracolo di Meret su Rachmani. Entra Elmas per Politano subito a fine primo tempo e lì tutti quanti abbiamo detto ma aspetta, è una sostituzione conservativa perché Elmas è più centrocampista, difende meglio e a destra non ci piace tantissimo, ma Elmas ragazzi si metteva dove serviva. Elmas si è messo anche qui e metteva in grossa difficoltà il braccetto e anche il terzino loro, che poi Kostic dovrebbe essere un'ala. È stata una bella sostituzione. E poi Elmas sta in grandissima forma e poi ditemi che Elmas non serve a niente e lo accettiamo. Osi parato, Rachmani gol, l'abbiamo visto, il corner. Osi fuori, fa un tiro alla Lukaku contro il Napoli, fuori, c'è un errore di Danilo, non ne approfitta, poi Zielinski deviato, Osi gol. Kvara e Rui ce lo siamo segnati. Kvara un sinistro centrale, mi sono scritto bene Di Lorenzo perché il capitano oggi ha giocato proprio bene in fase difensiva. Al 70° entra Olivera per lui ed entra anche bene Olivera, se lo scriviamo perché lo merita. Entra anche bene, dà tutto quell'altro che deve dare, più fase difensiva, più fisicità. E poi c'è il gol di Elmas, e poi c'è il gol di Elmas, e poi c'è il gol di Elmas su assist di Di Lorenzo. Entrerà anche Raspadori che entra bene perché entra a far pressing, entra qua come prima punta. Raspadori entra a far primo pressing, sembra un piccolo Mertens. E poi entrerà Ndombele al posto di Zielinski che fa delle cose belle quando si mette davanti al pallone che non gliela levi, però ancora non ci fa capire che tipo di giocatore è. Anghissà in crescendo e poi in diminuendo di nuovo. Raspa pressing alla Mertens, Osi bene, Oli bene, anche Olivera bene, Fazzoletti disfacci all'84° ce li dobbiamo segnare. Poi entrerà anche Lozano al posto di Kvara, Lozano non Lovato, Lozano, e quindi ovviamente andrà Elmas da questa parte e Lozano da quest'altra parte, ma lascia proprio il tempo che trova perché la partita era finita e io non è che ho poca voce, è che non riesco, non sento, c'ho ancora l'aeroplano che mi ha bloccato le orecchie. Di Lorenzo su Kin, un cuore e finisce così. Meret 8, no 10, vabbè, di 10 ha pigliato il 8 per non poi rovinare tutte le medie che diventa pericoloso. Scrivi Pep, Meret 8, Di Lorenzo 7, Rachmani 7 perché segna pure, però con la sbavatura si aggiusta così. Kim 6,5, Mario Rui 7, Lobotka 7, Anghissà 6, come do un 6 anche a Zielinski. Mi mantengo piano perché la Juventus è scarsa. No, intendiamoci, non voglio dare 10 a Zielinski, è una squadra scarsa ed è pompata dalle televisioni, così vince 1-0 e subisce gli avversari, subisce la Cremonese, quindi è una partita come tutte le altre, non dobbiamo pompare più questa partita. Il Napoli quest'anno è superiore alle altre squadre di Serie A, il Milan sì, però poi dimostra di cadere, l'Inter sì, ma dimostra di cadere, la Juventus l'abbiamo demolita 5-1, è storia, è storico, quindi non si danno voti altissimi, va benissimo 6,5, fate voi. Politano per quel cross, perché alle volte 6,5, Kvara è tornato 8, Osimhen 8,5, 9 ad Osimhen. E diamo delle menzioni speciali a chi non ha giocato, come per esempio Juan Jesus, come Zedatka, come Lorenzo Insigne, come Kat, la moglie di Mertens, come Cagliacon, che erano lì a guardare la partita e hanno tifato insieme a noi. Ma ci sarà un video dei meme dove mettiamo tutto insieme da New York, perché sono tornato a New York dopo la Giamaica, Valerio Fluido e tutto, lo so, adesso devo farmi tutte le partite in aereo, è dispendioso, non credo di poterlo fare. Voi iscrivetevi al canale, lasciate dei like a soddisfazione perché mamma mia 5-1 la Juventus.
più 10. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.